Buongiorno e ben ritrovati. Oggi è venerdì 6 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:35 e tramonta alle 18:10. La luna si leva alle 21:13 e cala alle 8:28. Il santo del giorno è San Coletta. Il nome Coletta è il diminutivo di Nicoletta, nome che deriva dal greco Nikolaos e significa vincitore del popolo. In un'epoca segnata da sfide globali, oggi celebriamo la giornata europea dei giusti. Questa ricorrenza è dedicata a tutte le persone che, in ogni tempo e luogo, hanno avuto il coraggio di opporsi al male, alla violenza e all'ingiustizia per difendere la dignità umana e i valori civili. 80 anni per David Gilmour, la leggenda assoluta del rock psichedelico. Chitarrista e voce dei Pink Floyd, ha contribuito a creare pietre miliari della musica come The Dark Side of Moon. Il suo tocco inconfondibile e i suoi assoli epici hanno ridefinito il suono della chitarra elettrica moderna. Sono 62 anni per Mike Manley, il manager che ha guidato la transizione dei FCA dopo l'era Marchion. Protagonista del lancio globale del marchio Jeep, Manley ha giocato un ruolo chiave nel consolidamento del settore automobilistico internazionale, fino alla nascita del gruppo Stellantis. 54 anni per Shaquille O'Neal, uno dei centri più dominanti della storia del basket. Shaq, con i suoi 216 cm, ha conquistato 4 titoli NBA e 3 premi come miglior giocatore delle finali, diventando un'icona non solo dello sport, ma anche dello spettacolo mondiale. Ingombrante e costoso, dalla batteria limitata. Il 6 marzo 1983 debuttava nei negozi il primo vero telefono cellulare, il Motorola Dynatac 8000X. Nonostante pesasse quasi 1 chilogrammo, quel dispositivo segnò ufficialmente l'inizio della rivoluzione della telefonia mobile, un percorso che ci ha portati agli smartphone che utilizziamo oggi. Stai fresco! Sapete che questa espressione comune ha radici letterarie altissime? Deriva niente meno che dalla Divina Commedia. Nel fondo dell'inferno Dante descrive i traditori immersi nel ghiaccio del lago Cocito, definendoli appunto come coloro che stanno freschi. Oggi lo usiamo comunemente per dire a qualcuno che le sue speranze sono vane. Il 6 marzo 1475 nasceva a Caprese il genio di Michelangelo Buonarroti. Scultore, pittore e architetto, Michelangelo aveva un carattere difficile e un'ossessione per il lavoro che lo portava a dormire con i vestiti addosso, per non perdere così il suo tempo. La sua maestria è eterna. Pensate che il suo celebre David fu ricavato da un blocco di marmo che altri artisti avevano scartato considerandolo inutilizzabile. Oggi celebriamo Dick Fosbury, l'atleta che ha cambiato per sempre il salto in alto. Alle Olimpiadi del 1968 Fosbury stupì tutti saltando di schiena, uno stile che all'epoca sembrava folle e pericoloso. Nonostante lo scetticismo iniziale, vinse l'oro stabilendo il record olimpico. Oggi il suo Fosbury Flop è l'unico stile utilizzato da tutti i saltatori professionisti del mondo. E ci salutiamo anche oggi con la nostra amata frase del giorno. Se noi rimandiamo la felicità a quando avremo risolto i nostri problemi o realizzato i nostri obiettivi, il meglio che ci può capitare è che rinunciamo a vivere. Vivere sempre appieno ogni giornata, apprezzando le piccole cose che rendono unico il nostro percorso. Grazie per essere stati con noi anche oggi, noi ci vediamo domani per scoprire assieme altre nuove curiosità e celebrare un nuovo giorno di questa vita. Buona giornata dalla vostra Jaire.